Al mio tavolo ci sono Gianluca Busato, che insieme a Pizzati, all'economista Pizzati, hanno ideato il percorso indipendentista nel Veneto, prima con la proposta del referendum istituzionale e adesso ulteriore spinta e provocazione contro il sistema del plebiscito digitale. Al mio tavolo siedono Stefano Venturato, che è un indipendentista della prima ora, che ci darà il suo punto di vista sul progetto. Abbiamo il pioniere dell'indipendentismo veneto, a cui tutti dobbiamo i primi pensieri di libertà, il grande Franco Rocchetta. E poi ci ha raggiunti Gardini, il presidente del CIA, che è l'Associazione Italiana dell'Agriturismo, e poi abbiamo altri amici che interverranno dopo. Io, come dicevo, volevo innanzitutto, noi stiamo portando avanti la spinta alle amministrazioni comunali per comunque spingere la regione a indire il referendum, quello istituzionale. Ad oggi in provincia di Padova i comuni che hanno votato la mozione per spingere la regione a tale decisione sono Abano, Brugine, Campo San Martino, Campo San Piero, Carceri, Cittadella, Galliera Veneta, Gran Torto, Granze, Massanzago, Mestrino, Montagnana, Monselice, Piombino Dese, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Santa Giustina in Colle, San Pietro in Gu, Tre Baseleghe, Tribano, Tombolo, Villa del Conte, Villa Franca Padovana. Questi sono i comuni che hanno votato la mozione e che si sono dimostrati sensibili alla libertà di esprimere un parere su un tema così fondamentale. Questi giorni sono giorni intensi dove il Veneto si sta lentamente risvegliando. Troviamo in parecchi punti del Veneto presidi dove il popolo, al quale i media, al quale i partiti stentano di dare una connotazione, stentano e confondono le motivazioni che sono diverse nei vari territori. Da noi in Veneto queste aggregazioni di persone spontanee hanno mille motivazioni, ma sono mosse principalmente da una proposta, da un obiettivo. Spesse volte a queste persone viene chiesto: ma cosa volete? E queste persone vengono prese un po' alla sprovvista da una domanda che gli fa il giornalista, perché a loro non spetta sapere come fare ad uscire da una situazione di questo tipo. A loro spetta il diritto di gridare e di lamentarsi di una situazione ormai intollerabile. Loro sono i malati e non sono i medici. Ormai, ripeto, i partiti non riescono più a formulare risposte e creare scenari per la cura di questa malattia ormai incurabile. Noi tutti che lavoriamo tutti i giorni a questo progetto sappiamo che esiste una cura, sappiamo che esiste un movimento che si sta appoggiando alla leadership politica del Veneto, esiste un movimento che ha disegnato uno scenario, ha dato una proposta. Io oso dire che è l'unico movimento ad avere un programma serio, che non si abbandona alla sterile adesione carismatica a qualche persona che dovrebbe portarsi forte al guado, ma suggerisce un autentico programma politico che adesso i nostri relatori e poi gli amici che vorranno intervenire ci daranno gli spunti dai vari punti di vista. Io chiedo a Stefano Venturato di fare il primo intervento e ti ringrazio per essere qua. Allora io volevo fare i complimenti a Federico per il video, li abbiamo già fatti, ma ha scritto una parola che è importante nel primo video, che si chiama sogno. E il sogno è un modo per tutti noi di pensare
a qualcosa di bello, a qualcosa di importante. Lo facciamo forse nel momento nel quale noi non siamo coscienti, lo facciamo magari di notte mentre sogniamo, dormendo, e pensiamo a qualcosa di bello. E voglio parlare a voi principalmente di quelle che sono le motivazioni economiche che stanno dietro a questo progetto indipendentista. Lo faccio non di certo con la farina del mio sacco, perché io sono andato al mulino del professor Pizzati e da lui ho imparato una grande lezione, che a volte i progetti più difficili da realizzare sono anche quelli che partono da idee molto semplici, ma trovano purtroppo l'ostacolo di un retaggio che viene da troppi anni, nella quale siamo stati addormentati dalle notizie e dalle informazioni che ci sono state date. Io parlo della necessità di sopravvivere a questa situazione nella quale ci siamo infilati, e questa necessità viene principalmente dal lavoro che tutti noi produciamo come imprenditori e come lavoratori. Un valore che in Veneto vale orientativamente 1/10 del prodotto interno lordo italiano, 150-160 miliardi, sto parlando di queste cifre. Se noi pensiamo che oggi, dati di oggi, le sofferenze bancarie in Italia ammontano a circa 100 miliardi di euro, e se pensiamo che le banche italiane si sono messe in pancia per salvare uno Stato che era ormai arrivato a esalare l'ultimo respiro, 208 miliardi di titoli di Stato netti acquisiti nel 2013 dalle banche italiane, netti perché qualcuno è stato anche pagato. I valori di quello che vale il Veneto oggi è uguale al disastro economico che è presente in questo momento in Italia. Cioè il Veneto, in base a quello che noi tutti riusciamo a produrre, in realtà sconta il fatto di essere all'interno di uno Stato che non riconosce ai veneti il proprio valore, l'importanza che i veneti hanno per l'economia di un paese, e lo fanno attraverso quello che ormai è diventato un plotone di esecuzione fiscale. Non è neanche più una situazione sostenibile o un inferno, così come Federico ha scritto nella sua presentazione, è ormai un plotone di esecuzione fiscale. Chi è al governo oggi non pensa a quelle che sono le necessità dei cittadini e allo stato nella quale si è arrivato. Io nel mio lavoro in questi giorni ho visto le persone che erano in fila a pagare la TARES. Ecco, non ce n'era uno che è andato contento a pagare le tasse. Erano tutti incazzati neri, scusate il francesismo. Perché? Perché è una tassa della quale non si capisce l'utilità alla fine. Perché è una tassa che sembrava che venisse spostata, venisse cambiata, inglobasse. Alla fine più di un terzo della tassa che abbiamo pagato è finita direttamente nelle tasche di Roma. Quindi io penso che probabilmente come Veneti ci meritiamo qualcosa di più, e meritarci qualcosa di più parte dal sognare uno Stato diverso, riscrivendo delle regole diverse tra noi cittadini, fatto da persone nuove, fatto da persone che hanno delle idee semplici ma che alla fine siano efficaci. Il professor Pizzati, quando l'ho incontrato, ha fatto dei calcoli molto semplici parlando di avanzo fiscale, parlando di quelli che sono i numeri che la statistica del Ministero dell'Economia italiana pubblica in ritardo per il Veneto. Noi parliamo di una regione di 5 milioni di abitanti che ha un prodotto interno lordo, come dicevo prima, di 150-160 miliardi di euro, paga circa 70 miliardi di euro di tasse e ne riceve soltanto 50 di ritorno. Ma tenete in considerazione che in realtà la macchina amministrativa veneta costa complessivamente circa 15-16 miliardi. Tutto il resto è la divisione
pro capite del costo dei servizi che questo Stato dice di erogare ai cittadini. Noi riteniamo che non sia più possibile in questo momento sostenere un paese che è di fatto fallito, che solo la forza delle banche, soltanto la forza di chi ha comprato il debito pubblico ha consentito di sopravvivere ancora. Noi sappiamo bene che è possibile pensare di costruire un paese diverso, uno Stato diverso che si chiama Venezia o Venezia. E questo lo facciamo non perché è un sogno, ma perché sono i numeri a parlare. Noi pensiamo che orientativamente, se volessimo guardare al di là di questa siepe che si chiama Italia e pensassimo a un paese nuovo, questa Venezia, potremmo sicuramente pensare a uno Stato che parla con i cittadini, ha delle istituzioni snelle, dove lo Stato è assolutamente invisibile, dove l'intervento dello Stato è assolutamente riservato soltanto a poche funzioni, lasciando ai cittadini, lasciando all'iniziativa privata principalmente quello che sono i servizi da offrire, i progetti da portare avanti, perché uno Stato più snello è e più invisibile è agli occhi dei cittadini, significa anche che funziona, che non pesa come burocrazia nel quotidiano di tutti noi, tanto per gli imprenditori quanto per la vita quotidiana di ciascuno di noi. È ovvio che pensare a un paese, a uno Stato nuovo che nasce, ci fa anche riflettere sul fatto che le opportunità che si aprirebbero in uno Stato indipendente nuovo sono molteplici. Io penso che sia possibile svolgere questo compito, cioè mettersi a capo di uno Stato in maniera sicuramente più degna di quanto non sia stato fatto in questo momento. Pensate a quelle che possono essere le potenzialità di un paese che ha una burocrazia praticamente uguale a zero, dove non è necessario recarsi necessariamente a bollare i documenti, i libri contabili, dove non è necessario per aprire un'impresa impiegarci qualche mese, ma è possibile aprire l'impresa e poi svolgere successivamente tutte le funzioni che sono necessarie verificare per la corretta applicazione di quelle che possono essere le regole economiche e gli adempimenti. La burocrazia purtroppo costa ai cittadini italiani qualcosa come probabilmente 50-60 miliardi di euro tutti gli anni. Questi sono i valori con cui ci confrontiamo. Ritengo in primo luogo che questo sogno che noi stiamo portando avanti ed è un sogno che vorremmo che tutti quanti i cittadini veneti fossero partecipi, si traduce semplicemente in quello che è il volere uno Stato più giusto, più equo, non uno Stato assistenziale, ma uno Stato che crei opportunità. Il creare opportunità poi alla fine sarà il merito di ciascuno di noi, come imprenditori, come lavoratori, come artigiani, a darci ragione o meno della nostra iniziativa. Ecco, l'Italia non è un paese che crea opportunità, l'Italia è un paese che ha creato assistenzialismo e noi non abbiamo bisogno di assistenzialismo perché come veneti ci siamo sempre riboccati le maniche. Non abbiamo avuto bisogno di uno Stato che ci dicesse cosa fare alla mattina, ci siamo tutti alzati presto e abbiamo aperto il nostro capannone, il nostro negozio, la nostra officina, siamo andati tutti quanti a lavorare e non abbiamo avuto bisogno di uno Stato che ci dicesse sì, vieni qui che c'è il posto di lavoro, oppure utilizzare il lavoro come merce di scambio. Riteniamo che in questo momento l'unica cosa da fare è che i veneti veramente si alzino in piedi e decidano per il loro futuro. E l'opportunità che il plebiscito digitale dà è quella di avere uno strumento snello, veloce, che ci consente di fare una piccola rivoluzione ma anche dentro la casa nostra. Non è necessario pensare di fare qualche rivoluzione per la strada, anche quella è utile,
però in questo momento pensiamo che uno Stato che si affaccia alla modernità, perché la nuova Venezia vuole essere uno Stato moderno, uno Stato diverso dall'Italia. A noi non ci interessa costruire la nuova Italia, a noi quello che interessa è pensare a un futuro dove i nostri figli e dove i nostri giovani possono continuare a vivere. Non possiamo pensare che migliaia, decine di migliaia di ragazzi veneti quest'anno se ne siano andati dal Veneto perché non ci sono opportunità. Abbiamo bisogno di un paese che dia a tutti delle opportunità. Non diciamo che crei un lavoro per tutti quanti, l'importante è che ci siano le condizioni per farlo, e le condizioni per farlo ci sono esclusivamente se pensiamo che oggi sognare uno Stato veneto nuovo vale per ciascuno di noi un tesoro di 4.000 euro all'anno. Nella nostra vita sono 350.000 euro, rivalutandoli al 0%, che noi purtroppo consegniamo allo Stato italiano e non ci viene ritornato in nessun modo, né sotto forma di servizi, né sotto forma di assistenza sanitaria, né sotto forma di previdenza. Sono soldi che noi regaliamo a uno Stato che ormai ha fatto dello sperpero, del perdersi in migliaia e miriadi di rivoli dei nostri soldi, ormai la regola per non mandare avanti quella che è la classe politica, che ha dimostrato essere assolutamente inefficace, inadeguata e pronta a servire semplicemente quelli che sono i poteri forti. Oggi lo Stato italiano di fatti è commissariato, la Banca Centrale Europea piuttosto che Fondo Monetario, a noi non ce lo dicono, però guardate che è nei fatti questo. Cioè le stesse cose che sono capitate in Grecia stanno capitando in Italia, e non è una cosa che è diversa perché è italiana, è una realtà diversa rispetto a quella greca. Il metodo e il sistema è lo stesso, gli uomini che sono stati imposti sono gli stessi. Non sto qui a tirare fuori il Bilderberg piuttosto che Goldman Sachs, perché tanto sappiamo benissimo chi sono questi signori che oggi sono venuti e vengono ad insegnarci sulla positività di uno 0,0. Io parlo di un paese, la Venezia, che deve crescere a dei ritmi del 3, 4, 5% all'anno, perché questo è lo standard che la nostra economia veneta deve almeno garantire, perché se pensiamo che ci sono dei paesi che hanno deciso di dividersi anche al loro interno, io penso alla Repubblica Ceca e alla Slovacchia, sono paesi che si sono guardati in faccia a un certo punto e hanno detto: signori, noi siamo diversi, facciamo parte in realtà di due regioni e di due modi di vedere la società diversa, ci dividiamo, ognuno si prende carico del debito pubblico della Cecoslovacchia e ci dividiamo. Cioè la normalità di quello che è capitato in giro per l'Europa negli ultimi 20-25 anni è una cosa che in Italia sembra non normale. La formazione delle repubbliche baltiche, delle repubbliche jugoslavie, per carità, c'è stata anche una guerra in mezzo lì, non voglio discuterla, però alla fine quello che è stato importante è il far partire dalla gente, dal basso, questa voglia di rivoluzione, una voglia di rivoluzione che è, come è nell'intento di plebiscito digitale, è una rivoluzione da fare dentro le mura di casa, con un clic nel computer. E questo sicuramente meglio ne parlerà Gianluca Busato su quelle che saranno poi le modalità con le quali arriveremo al voto del 16 febbraio. Abbiamo trovato già delle amministrazioni comunali disposte ad appoggiare il plebiscito digitale, prima di tutto il comune di San Martino di Luperi, poi c'è stato Ponzano Veneto e Cittadella, e altri se ne aggiungeranno sicuramente. Quindi abbiamo la possibilità, attraverso una forma assolutamente semplice, di pervenire allo stesso risultato che in altre nazioni d'Europa è la normalità, in Svizzera, in Estonia, ma anche negli Stati Uniti, il voto in Norvegia,
Cioè, in altri paesi il votare da casa o attraverso un computer o un telefono multimediale o lo smartphone è normale. Ecco, noi vorremmo vivere in uno stato normale e lo vorremmo fare cominciando a costruire con un modo normale di dichiarare la nostra volontà di costruire un paese diverso. Io vi ringrazio, non voglio sottrarre agli altri altro tempo. Ecco, riflettiamo sul fatto che altri paesi in Europa hanno preso questa decisione, ci sono altri popoli che la stanno prendendo. Il fatto di proclamarsi indipendenti, di autodeterminarsi è un fatto normale, è un fatto che ci consentirà di guardare il nostro futuro con maggiore serenità, pensando che il nostro lavoro è un lavoro di tutti i giorni, non verrà depauperato e non verrà frodato da uno Stato che ormai ci ha ridotto a essere semplicemente dei pagatori di tasse per il mantenimento di questo status quo. Nessuno è disposto a fare un passo indietro, sembra una cosa che sia la normalità, quella di sottrarre alle risorse private il che di far sopravvivere questo Stato, perché di fatto è l'improvvedimento della parte privata che sta mantenendo di fatti la politica e i politici. C'è un distacco totale tra lo Stato e la gente comune. Io chiedo di riflettere sul fatto che questa è un'opportunità e probabilmente potrebbe essere l'ultima opportunità che abbiamo per decidere del nostro futuro senza essere invischiati in qualcosa di molto più grave all'interno dello Stato italiano, che significa default. Ecco, questa è una cosa che mi preme di dire. Io niente, vi ringrazio e lascio la parola agli altri. Grazie Stefano.